Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Questo è il secondo incontro dell'iniziativa di Pronta, un'iniziativa culturale che è e la scelta già di questo luogo vorrei descrivere un po' quella che è dello spirito. Qui ci troviamo in quella che attualmente è la sala, il salone della comunità di Lago, fino agli inizi del Novecento, era la chiesa titolata San Giorgio, origini basso-medievali, anche se il termine, diciamo così, la vocazione verso il santo, anche non c'è precedente, conosce il suo splendore durante la moderna, fino a non rispondere più a quelli che erano gli stili sperimentali, vedete dall'altra e cede diciamo, un scettro alla nuova chiesa di San Giorgio, un progetto del 1800 realizzato nel 1960 e si chiude brevemente, utilizzo le parole di Giovanni Tomasi, nel settembre del 1937 durante i lavori per la cosa sono venute alla luce le due probabilmente Oleva e Frege, mentre nella parte orientale alcune pietre che superano le pietre di Pizzo molto probabilmente antecedenti a una e questo descrive lo spirito di Pronta, cioè lavorare sulle pace si deposita nel tempo, in questa sinergia sempre costante uomo con la natura che circonda e che in qualche modo determina o si fa determinare la sua azione. In questo secondo incontro, dedicato al periodo del abbiamo il piacere di avere con noi storico, scrittore, giornalista Alessandro Panzomagno, di origini veneziane, trasferito milanese per questioni di lavoro, si è laureato in storia all'Università di Venezia, giornalista, come appena detto, da 10 anni responsabile degli esteri del settimanale diario, dirige il semestrale di Cavour Magazine e collabora con le pagine culturali del Gazzetta. Ha pubblicato una ventina di libri di argomento storico, tra i quali Serenissime, dopo Venezia, da vediamo oggi, è tema i libri più recenti sono La splendida Venezia e l'inventore di libri Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo, tradotto in molte lingue, tra cui alcune anche orientali, e Venezia una storia di mi preme anche sottolineare un bellissimo sulla Piave che descrive in un modo molto sensibile quello che all'epoca è un film che non mormora più, però comunque si è fatto sentire. Cedo molto volentieri la parola ad Alessandro. Bene, grazie. Allora mi siedo perché sennò poi ti ronzolo e non riesco a stabilire. E mi fa moltissimo piacere essere qua, perché così mi sono anche provato il pane. A questo, diciamo, questa particolarità del matrimonio dunque, facciamo una chiacchierata, senza nessun problema. Donne a Venezia, intanto c'è da dire che le donne veneziane hanno avuto, rispetto ad altri stati del Cina, un ruolo più marcato per una serie di motivi.
intanto Venezia era una repubblica e quindi il potere era suddiviso tra le famiglie che sono parte dell'aristocrazia, le famiglie patrizie. Non c'era un signore, no? Che è il detentore del potere. E quindi all'interno di queste famiglie avevano un ruolo anche le donne. Ovviamente il loro ruolo principale era quello di fare figli dei maschi, poi erano i maschi che evitavano e l'accesso al maggior consiglio. A Venezia i nobili di Patrizia erano coloro che sedevano al maggior consiglio. Però insomma, all'interno di questa struttura ovviamente il ruolo femminile aveva una maggior sottolineatura che non in altri stati dove invece governava il signore. E Venezia spesso veniva raffigurata in forma di giustizia e la giustizia è una figura femminile e quindi si ritrovano queste figure femminili all'interno della storia. E poi anche era una stata commerciale e come pure a Genova le donne avevano un ruolo perché gli uomini stavano assenti, stavano lontani per lunghi periodi, senza andare a Marco Polo fotografia, ma qualsiasi mercante che si imbarcasse su una mula, cioè un convoglio di galee che andavano o a Costantinopoli o ad Alessandria o a Belgio, mi sa che dove e stava assente diversi mesi, se non addirittura anni. La muta che aveva il percorso più lungo era la muta di fiamma, succede qualcosa? No, non succede. No, grazie. E grazie, che poi era il convoglio di galee che andavano nelle fiamme, a Bruges, a Versa, ma poi raggiungevano anche l'Inghilterra, perché andavano a Southampton e a Londra, e stavano via 2 anni, ma non andavano. Questa notte aveva e si celebravano anche dei processi, succedeva che le donne anziane reclamassero la loro dote, anche allora no, i soldi cercavano di tenersene, quindi comunque intentavano, i processi si dirigevano, perché la legislazione veneziana prevedeva che queste donne potessero reclamare la loro dote e potessero avere indietro i soldi. Un processo molto celebre è quello di Fandina, la figlia di Marco Polo, che chiede la restituzione della dote alla famiglia del marito. Ovviamente la famiglia del marito non deve portare dentro il processo. E quindi abbiamo gli altri che questo processo l'ha vinto per è un'altra cosa molto importante, abbiamo un inventario dei beni suddivisi tra le figlie di Marco Polo e quindi sappiamo che per esempio Marco Polo aveva portato dalla Cina a casa dei beni e soprattutto aveva una lamina dorata
pezzo della lamina dorata, il pezzo della lamina dorata che costituiva il lasciapassare che il CAN rilasciava ai propri funzionari, e poteva essere d'oro, d'argento, di bronzo, e la lamina di oro era riservata ai funzionari di più alto rango. E questo lo dico è anche importante perché probabilmente avrete sentito che qualche anno fa c'era stato un libro che metteva in dubbio che Marco Polo era vicina. Invece il fatto che avesse a casa questi oggetti, che ce n'erano anche altri, insomma, testimoniano senza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che vicino è stato davvero, perché se no non ho potuto avere questi oggetti per la casa. Ecco, io ho parlato di una serie di figure femminili che mi hanno particolarmente affascinato, ovviamente ce ne sono anche altre. Una, per esempio, è il caso Castano, della quale quest'anno si celebrano 500 anni della nascita della morte. Questa è l'importanza, 500 anni, però io non me sono occupato, perché non vi parlerò di diciamo che nel libro, quello nominato Serenissime, affronta una serie di figure femminili che vanno dal Medioevo ai giorni nostri, e quindi si parte da Marietta Barovier, che è la figlia del maestro petraio Angelo Barovier, ed è colei che ha inventato le perline colorate, sostanzialmente, quelle che poi diventano le lumi di vetro, e si arriva fino a Patti Bravo, che adesso non so se qualcuno di voi la conosce personalmente, è l'unica viva di queste figure femminili che abbiamo la vita dicendo invece sono. In realtà quando ho scritto il libro c'era la mamma, quello che racconto era Giuliana Cohen, che poi diventa Roberta Di Camerino, la stilista. E anche nel libro Venezia, una storia di mare di terra, l'ultimo libro pubblicato da Terza, è una storia di Venezia, dalle origini di tutti i nostri. Anche lì ho voluto nel capitolo dedicato al Settecento inserire, parlare del Settecento attraverso i femminili, perché il Settecento è stato molto caratterizzato dalla presenza femminile, tanto che è stato chiamato il secolo dell'oro. Ovviamente dobbiamo sempre pensare ai tempi di cui si parla. Non si possono trasportare forme mentali contemporanee nel passato. Quindi quando si parla di donna, quando si parla di ruolo delle donne, non possiamo mai pensare all'emancipazione, non possiamo mai pensare alla parità di diritti, anche che è una questione del diritto, della parità del diritto, che sono concetti che sono arrivati con la rivoluzione francese, quindi non dobbiamo mai pensare in termini anacronistici, ma dobbiamo sempre immedesimarci nel tempo a cui ci riferiamo. Ovviamente ci sono grosse differenze, in cui le donne erano più libere, altre più. Vi dicevo di questa Marietta Barovier, un progetto che era la figlia forse del più importante maestro letterario di tutti i tempi di Milano, il più importante di tutti, perché si inventava una serie di cose, per esempio il vetro, il lattimo, che è un vetro del nome da latte, perché è un vetro bianco che indicava la porcellana. E si è inventato il vetro trasparente, e cioè quindi le finestre che lasciavano passare la luce, che non erano fatte con le lastre, noi adesso erano dei rotoli di vetri che venivano tagliati, e quindi dei cerchi di vetro che poi venivano fissati con le saldature a piombo, e se ne avevano ancora. La figlia, sappiamo poco
storia della figlia, se non i particolari legati al vetro. La figlia si mette in proprio, come si direbbe oggi, no? Si apre un proprio laboratorio e dove sviluppa questi vetri colorati bellissimi. Il punto è che non soffiava il vetro, perché tutt'oggi non è copiata. Soffiare il vetro è un'attività che richiede una notevole forza fisica e quindi diciamo che le donne sono sfavorite rispetto agli uomini a svolgere l'attività di soffrettore. E invece per lavorare le canne, cioè comporre queste canne di vetro, poi vengono tagliate, si ricavano le perline, non occorre forza fisica, per cui l'attività può essere anche svolta da una donna e quello appunto che sappiamo da un inventario è che aveva dei vetri che si chiamavano millefiori, cioè quindi dei vetri che oggi sappiamo sono colorati, e più un'altra cronaca ci dice che lei aveva inventato dei vetri colorati bellissimi. Per cui mettendo insieme questi due elementi possiamo ritenere che lei abbia sviluppato questo tipo di vetro che sono, probabilmente avrete presente, no? Linee che hanno delle forme, delle colorazioni all'interno, dei fiori, questo si chiama fiori o delle altre forme, che sono dei vetri decorativi molto belli, molto ricercati e che poi hanno avuto insieme agli altri tipi di generale anche un ruolo nella geopolitica, perché poi questi vetri diventano la moneta con cui vengono pagati gli schiavi. Probabilmente qualcuno di voi si ricorderà quando era ragazzino, ragazzina, pulino, ed erano effettivamente usate anche, non solo, per il commercio degli schiavi. Questa maestra vetraia milanese, senza saperlo, si è resa responsabile del qualche secolo dopo. E poi c'è un altro episodio della sua vita che è molto interessante, che è anche il protagonista del 12 non è ovvero un suo lavorante di origine dalmata che si chiamava Ballarino perché era zoppo e quindi camminava zoppicando, quindi era ballerino. E dico questa cosa perché è un cognome che ancora c'è, è molto diffuso adesso, magari non erano tutti i suoi discendenti, però e che approfittando della sua distrazione, della sua assenza, possiamo dire, sottrae e ricopia le ricette per colorare il vetro che erano state messe a punto dal padre, Angelo Guardiano. Aveva sviluppato queste particolari. Quindi ruba le ricette, se le ricopia e apre un'altra fornace, concorrente a quella marina. E poi non si sa cosa sia successo, anche perché poi dalle pochi atti che sono rimasti, in realtà hanno collaborato anche in seguito Marietta e questo ballerino, cui non sappiamo poi se avessero avuto la pace, se fosse trattato di sindrome di Stoccolma insomma, comunque poi si sono accomodate, però insomma questa è una testimonianza di un episodio di spionaggio industriale parecchi secoli fa. E beh, poi c'è nel ciclo di Natale, questo me ne sono occupato in un altro libro, perché diciamo, siamo a 600. Nel 500
una figura di donna particolarmente importante nell'est del mondo. Bianca Capello è l'unica veneziana che diventa protagonista, perché sposerà Ferdinando I de' Medici e quindi poi diventa consorte quando Ferdinando Granduca lei. Ma ha una storia molto particolare, perché era una ragazzina, tanto i luoghi di Bianca Capello sono veramente sì. Viveva in un palazzo che sta in Venezia, dietro Santo Corrado, vicino a e di rimpettaio dall'altra parte di un canale, cioè un punto in mezzo, in un altro palazzo la sede un banco fiorentino, un banco Salviati. Un lavorante, un garzone di questo banco Salviati si innamora di questa ragazza con una serie di sguardi corrisposti da un palazzo all'altro. È una cosa molto comune, perché vi parlavo prima di diversità di trattamento delle donne nel corso dei secoli. Il Cinquecento non è stato un secolo particolarmente allegro per le donne anziane, le donne di alto lignaggio, perché erano sostanzialmente relegate in casa. Non potevano uscire, non potevano andare da sole, le ragazze da marito potevano uscire soltanto a Natale e Pasqua per andare a messa latte e accompagnate dai maschi di famiglia. Vorrei sottolineare questo aspetto. Le latte accompagnate dai maschi. Quindi non ci dobbiamo tanto scandalizzare noi ci siamo usciti dalla parte del mondo non sono conosciuti, ma non hanno avuto la rivoluzione francese. E comunque, insomma, le ragazze vivevano sostanzialmente recluse e quindi era abbastanza comune che ci fossero innamoramenti a distanza e poi anche era comune che cercassero di come si dice, evitare di girare attorno agli impedimenti familiari, per cui facevano avere ai loro spasimanti una copia delle carte di casa e questi qua la sera si introducevano. E questa è una cosa che poi si ritrova, anche le Casanova nel Settecento ottiene le chiavi di casa delle sue due sorelle, due morose, sì, due contemporaneamente, si usava. E quindi si poteva introdurre in casa di queste ragazze. Vabbè, insomma, adesso per farla breve, poi si innamorano questo ragazzo, tanto studiato, va a casa di Bianca, a un certo punto la rapisce e se la porta via. Grande scandalo, perché il cappello era illustre e ricca e potente, per cui insomma non andava bene quanto bene, non sono delle consigli internazionali perché erano due stati diversi, no? Venezia. E poi questa povera Bianca Firenze fa una brutta vita perché questo garzone del Banco Salviati era un po' di buono, non era un bravo ragazzo, era uno che passava le sere in osteria con le ragazze felici, cose che non si fanno più, no? E quindi alla fine finisce ammazzato. Una rissa e muore. E nel frattempo questa ragazza che era molto bella è stata notata dal futuro Granduca, è stata notata da un medici, diventa la sua amante, una volta che poi si liberano tutte le possibilità, i medici la sposa, diventa sua moglie e quando sarà e in una fase di buoni rapporti tra Venezia e poi i veneziani tutto potevano essere quello che scegliere, appena avevano la possibilità che una veneziana si inserisce sul trono di Toscana e immediatamente la nomina figlia prediletta della Serenissima, come avverrà anche con
Caterina Cornello, regina di Asolo, non era solo una cosa onorifica, era una questione di dare a queste donne un rango familiare superiore a quello che potevano avere come patrizie. Essere figlie dirette della Serenissima, insomma, era acquisire una specie di semplice di rango principesco e quindi insomma di poter stare alla pari con signori regnanti di stati come accade con appunto sia con Beato Capello sia con Caterina Cortello, quando si sposta poi Lusignan. E vabbè, poi insomma la storia di Bianca finisce male perché dopo qualche anno di regno il fratello di Ferdinando di Medici Briga è un suo grande nemico, era malista anche perché era veneziano, Giorettini, già adesso, ancora adesso Giorettini è romano, e quindi insomma muoiono Bianca e una muoiono a distanza di uno dall'altro. Ufficialmente di malaria, si sospetta il veleno, qualche anno fa erano state fatte delle analisi che avevano trovato tracce di arsenico nei resti organici, sia dell'uno sia dell'altra. Poi qualcuno dice che era normale che ci fosse arsenico usato per balsamare, insomma non si sa, ma fin da allora questo sospetto c'era e non è stato ancora debanato. I due morirono in una estate in una villa Felicia fuori Firenze, a Poggio al Cagliano, e i cronisti raccontano che qualcuno ha scritto sui muri Poggio al Caino, sottolineare il ruolo del fratello, e aveva ammazzato il Granduca. Ecco, nel 600 ci sono due figure che secondo me sono piuttosto affascinanti. Una è la Santa Copio Sulla, la cosiddetta poetessa di Agrigento. Era una dea, ovviamente, allieva di Leone Modena, che è stato forse il più importante vino della storia veneziana. Era molto interessante, quella di Leone Modena, perché era un rabbino coltissimo, era veramente un uomo di grandissima cultura che ha scritto dei libri, anche era aperto perché aveva scritto un libro per illustrare gli ebrei, ma poi era un uomo del suo tempo, lui andava, giocava d'azzardo, frequentava i bordelli, insomma è un po' lontano, no, dalla figura di un esponente religioso come lo potrebbe pensare. Comunque questa Sara era una sua allieva, anche lei era una bellissima, diventa famosa, conosciuta, e anche lei era evidentemente una donna aperta perché il suo salotto era frequentato da ebrei gentili e venivano da fuori per andarla a vedere, per andarla a sentire, per andarla a ascoltare, anche molto spesso con l'intento di convertirla, perché al tempo i cattolici risultavano insopportabili che ci fossero dei non cattolici, erano più o meno tollerati, dipende dalle epoche. A Venezia agli ebrei è andata meglio che altrove, sono stati messi nel ghetto, non so se vi ricordate che il ghetto di Venezia è un nel 1916. Nel 16 sono stati ricordati 500 anni del però insomma contrariamente a altre zone non venivano ammazzati, comunque avevano possibilità di vivere la loro vita stando abbastanza tranquilli. Questo è anche il motivo per cui alla fine del Cinquecento Shakespeare scrive Il mercante di Venezia e l'antagonista, il co-protagonista della tragedia insieme a Bassano, nel mercante di Venezia, Shylock.
è un banchiere, usuraio banchiere, è lo stesso, non c'è la distinzione. Ma soltanto a Venezia un ebreo avrebbe potuto svolgere questa attività stando alla pari con i cristiani. E infatti così era. A Rialto, che era il centro economico di Venezia, convenivano mercanti cristiani e mercanti ebrei distinti dalla berretta, perché i cristiani avevano la berretta nera e gli ebrei avevano la berretta gialla, ma lavoravano e commerciavano insieme. E appunto questa Sara era figlia di questo ambiente, di questo tempo, e quindi era diventata molto famosa, e come vi dicevo, queste figure, in particolare un nobile genovese che conosciamo anche lei attraverso la corrispondenza con questo Alfonso Ceva, e le scriveva, e forse si era anche innamorato di lei, non sa, ma sicuramente voleva convertirla. E poi vi dicevo l'altra figura del Seicento, siamo verso la fine, 1678, è la prima laureata del mondo, è la Lucrezia Cornelli Scopia. Si laurea a Padova il 25 giugno 1678 e è la prima, per essere precisi, è la prima donna della quale abbiamo parlato, perché poi in realtà ci sono altre rivendicazioni, altre donne che si presume, si ritiene che si siano laureate prima, per Medioevo, per esempio, le insegnanti di medicina della scuola di Salerno erano le cosiddette medichesse, se insegnavano all'università presumibile che fossero laureate. E poi ci sono altri primati dedicati da altre università, ovviamente dai francesi, possono pensare di avere qualcosa che non siano primi del mondo, e quindi c'era una laureata all'Università di Avignone con il tempo prima, ma non ci sono i trattati di laurea, mentre lì abbiamo un trattato di laurea, quindi possiamo affermare con assoluta certezza che si è laureato. E la sua storia è una storia un po' particolare, perché era una donna molto coltissima, molto colta, innamorata del sapere. Pensate che parlava 8 lingue e riusciva a conversare di filosofia, di matematica, passando da una lingua all'altra. I doti venivano a vederla, era una specie di fenomeno baccone, poi posso pensare ai due lati della medaglia. E la venivano a vedere perché era strabiliante. Questa donna baffuta ogni tanto sembra un po' così, no? Il livello del resto. E quindi la vedevamo alla prova, cominciamo in ebraico di matematica, e poi passavano nel partito della filosofia. Conosceva, sapeva, ma in realtà a lei non interessava nulla del titolo studio della laurea. È stata un'operazione del padre, perché il padre, Giovanni Battista Cornella, era un uomo, anche in questo caso, molto ricco, che però aveva commesso una colpa gravissima. Aveva sposato Lola e quindi la famiglia avrebbe perso il vanto d'amicizia, perché potevano accedere al consiglio soltanto i figli di matrimoni riconosciuti tra una situazione che si chiama i lavoratori comuni, no? I matrimoni riconosciuti e che dovevano sottostare determinate regole. Quindi la moglie di Patrizia doveva essere a sua volta una Patrizia, oppure una cittadina, cioè appartenere a questa categoria di mezzo tra il popolo e l'aristocrazia, che erano i cittadini, che erano coloro che fornivano la burocrazia, no? Segretario alla Serenissima, oppure
particolari figure di artigiani molto illustri, tra i quali Maestro Lepraio. Maestro Lepraio è uno status tale che una donna figlia di Maestro Lepraio, se sposava un patrizio, manteneva i figli mantenevano lo status. Invece questo Giovanni Battista Cornell si muove con questa bresciana che continua dalla Sabbia, era la zona più depressa e più povera di tutto lo Stato veneziano, e quindi fa decadere insomma la famiglia. Ma erano gli anni della guerra di Candia, la guerra di Candia, una guerra lunghissima, dura 24 anni, dal 1645 al 1669, costa in termini umani e finanziari tantissimo la Repubblica non si risolleverà mai dallo svelamento della guerra di Candia. Pensate che in questi 24 anni muoiono 280 e nel maggior consiglio in quegli anni sedevano circa 2000, ma forse anche 1800. Quindi pensate che percentuale. E poi i costi erano così elevati che a un certo punto il governo di Venezia decide di mettere in vendita il potenziale, cioè di mettere in vendita l'accesso di consiglio. C'erano famiglie ricche che volevano diventare aristocratiche, insomma, elevarsi all'anno del patrizio, pagando circa 100.000 capi, che erano una cifrona, potevano ottenere l'accesso al consiglio. Entrano così da alcune famiglie molto illustri, per esempio il Rezzonico. Rezzonico, uno di Palazzo Belvedere Grande, è una casa, si diceva casa Fantacosone. Oppure Ilavia, sede della Rai di Veneto, a Palazzo Avia, con un meraviglioso salone pescato da Diego che non si può vedere, e anche questa anche la famiglia Lavia di Veneto. Giovanni Battista Cornell, che era di invece compra l'accesso al mercato. Quindi i figli di Giovanni Battista accettano il consiglio, ma non per sangue, ma per me. Però poi voleva di più, e siccome sì, la famiglia era tornata a essere patrizia di un titolo, ma aveva la fama era oscurata, e lo decide di farlo grande figlia. E la figlia obbedisce. Tra l'altro la figlia si è anche fatta oblata benedettina, praticamente viveva come una monaca. E quindi si dà il via a questo iter molto travagliato, perché il padre avrebbe voluto laurearsi in teologia, perché la teologia era la laurea più prestigiosa di tutte, ma fa i conti senza il vescovo di Padova. Adesso vi vorrei spiegare come funzionava le lauree, chi decideva era alla fine il vescovo, perché si laureava presso i sacri collegi. I sacri collegi erano sacri, a capo dei sacri collegi c'era il vescovo di Padova, in quel momento era il cardinale Gregorio Barbarico, e si oppone al fatto che questa donna si laureasse. Ci sono anni, diciamo, dicevo, 1678, la Controriforma, è assolutamente inconcepibile che una donna potesse insegnare, tanto più insegnare ai futuri sacerdoti. Piccola parentesi, il cardinale Barbarico e il suo fratello sono coloro che hanno fatto costruire la meravigliosa villa che c'è su Colle Ugani, Villa Barbarico, con un parco che è un capolavoro assoluto, che vi consiglio di andare a vedere quando passate da quelle parti, il parco di Valsanzini, che ha vinto più volte il giardino più bello d'Italia ed è uno dei giardini più belli d'Europa, dove pensate che ancora oggi ci sono le piante che sono state piantate, gli alberi che sono stati piantati
dai fratelli Barbarino nel 1660. Cioè, sono delle magnolie che erano arrivate dall'America. In questi parchi anche si vedevano piante strane, no? Piante poco usuali. Queste magnolie che sono state piantate nel 1660 sono ancora. Quindi se vi fate una gita nei collegati, è bellissimo. Comunque, insomma, si oppone, litigano, padre potentissimo Giovanni Battista con quest'altro vescovo che era più potente della politica del Sivento, mediano e arrivano alla soluzione di compromesso di far laureare nell'università di filosofia, che era un po' meno prestigiosa della teologia, ma purtroppo. Comunque era in ogni caso una. E quindi vi dicevo il 5 giugno 1748 è una specie di avvenimento epocale, come dicono che ci fossero 20.000 persone per la città, dove 600 un secolo di città, ma erano così tante che sono costretti a trasferire la laurea all'università, dal BOF, alla reale dell'uomo di Padova perché potesse entrare in pubblico, tutte queste persone potessero assistere a questo enorme avvenimento inusuale che era la viene laureata per acclamazione, era colpissima, sicuramente era molto ben preparata e poi la sua fama si espande per l'Europa, quando il re di Francia, stiamo parlando del sole, manda il suo cardinale a Roma, lo fa deviare, dice di andare a Venezia per constatare se veramente la fama di questa donna era così, era meritata. Cioè, addirittura io non l'ho mai sentito, a Venezia fino a tempi relativamente recenti, relativamente che sono del 62, non ho mai sentito io, tempi precedenti, ma c'era addirittura un modo di dire, c'era una scoppia, così una pensavamo, diceva c'era una scoppia, scoppia era il soprannome di quell'anno della famiglia Correa, che non era parente dei Correa della regina, cioè della regina di Asolo, erano due rami diversi. Però poi, poverina, in realtà muore 6 anni dopo la laurea, muore a 38 anni, perché era consunta dalla preghiera e dallo studio. Secondo me era una donna molto si pregava quello solo, indossava il cinto, diciamo un modello piuttosto lontano, no? Un modello di donna contemporanea. E quindi insomma alla fine quello che volevo sottolineare nel caso suo, nel caso di Marietta, nel caso di Elisabetta Camilleri, di cui dico da poco, è sempre il ruolo del padre di tutte queste cose che assumono un ruolo che diventano in qualche modo importanti, hanno tutti avuto dei padri illuminati. E quindi questo è, secondo me, è anche bello, no? Il ruolo che hanno i padri nell'educazione dei figli. E questo Giovanni Battista, che era, da un certo punto di vista, era un uomo terrificante. Ma nel 600 erano tutti pomposi, pieni di sé, orgogliosi, doveva essere tanto piacere. Però era illuminato, era aperto, aveva messo la propria biblioteca a disposizione della figlia. Permetteva che la figlia leggesse, non era scontato. E poi anche, vi dicevo prima della moglie,
sposa per amore. E anche questo non era sposa, questa popolare, con la quale aveva già avuto dei figli, che era amata. E anche questo non si usava, non ci si sposava per amore. E quindi, insomma, vi dicevo, poi il paroliere lascia, insegna il mestiere della figlia, lascia la figlia negli strumenti, e Elisabetta Camilleri, diciamo, nel 1777 diventa direttrice del giornale fondato dal padre, il giornale enciclopedico, si chiamava ancora l'Europa letteraria, e anche lei aveva questo padre illuminato che la faceva collaborare al giornale, la faceva scrivere e la faceva imparare il mestiere, e quindi, insomma, secondo me è bello sottolineare e scrive per il giornale del padre, era legata ai movimenti illuministici che venivano dalla Francia, no? Non a caso poi l'Europa letteraria cambia il nome in giornale enciclopedico, si chiamava l'Encyclopédie, quindi l'illuminismo francese, queste idee di innovazione che arrivavano dalla Francia, e era una traduttrice, aveva tradotto commedie, era una donna di cultura, aveva un grande ruolo, si sposa con un medico vicentino, che poi si firmerà ECP, e questo giornale, insomma, è un giornale molto, molto importante, diciamo un po' che si contrapponeva, come adesso, no? E quindi era un giornale che si chiamava dalla parte della barricata rispetto invece ai giornali di Gasparo Gozzi, perché Gasparo Gozzi invece ha gli osservatori, quindi era contrario a queste innovazioni. Probabilmente, forse ai tempi di scuola, vi ricordate che Carlo Goldoni, che innova il teatro, aveva Carlo Gozzi, il fratello di Gasparo, suo grande nemico. Carlo Gozzi non voleva che si abbandonasse come dell'arte, la recita soggetto, queste cose qui, e quindi faceva parte come si dice, della fazione, non mi la parola, conservatrice. L'attrezzato era diviso su cose, negozi di Goldoni erano cose era mobile, cose erano mobili, però l'attrezzato nazionale e i propri partiti non erano liberali socialisti ovviamente, ma erano, oggi potremmo dire, conservatori progressisti, e sostanzialmente in genere c'era sempre una fazione legata alla Chiesa, la Chiesa di Roma, e una fazione invece che tendeva ad affermare il ruolo autonomo di Venezia. E quindi queste erano delle divisioni abbastanza comuni, abbastanza diffuse, che si rispettano anche nel mondo dei giornali. Questa Elisabetta, poi poveraccia, muore, va lancinante dolori, perché probabilmente muore per un tumore al seno, e nella villa sta calzando il bene di Orgiano, altra cosa che mi dice era amante del conte ragazzano di strano, e quindi quando muore prende la vaccinato dolore, non c'è niente, che dice che si era meritato, per cui, come la giornalista, per cui bella stata che fosse morta nel 1914. È un po' come succede oggi su questo, no? Sono tutti che sanno tutto,
quindi commentano dicendo idiozie e anche loro si rispondevano meno, comunque venivano anche quindi. Stiamo avviandoci un po', no, verso le domande finali, quindi la faccio un po' breve perché sennò poi dovremo dare spazio a voi. E quindi ricordo solo una figura che a me ha affascinato tantissimo, che è appunto, quello che diceva prima, di Anna Cohen, no? Perché poi mi ci sono anche affezionato perché ho fatto sulla sua vita. Giuliana Roberto Di Camerino, probabilmente ve lo ricordate, è stato uno dei grandi matti del mondo italiano. Poi negli anni 90 è sparito, insomma, è sommerso perché poi lei lo aveva ceduto a delle case di moda asiatiche, insomma, è uscito dall'Italia, si è perso poi il mondo, adesso immagino di scrittura, però non c'è produzione, no? Ma è riuscita veramente a farne uno dei marchi più famosi, più importanti della moda italiana. Ma lei è stata protagonista di una storia che è sempre affascinante. Adesso vi racconto questa, sono riuscito anche a venirne a capo. E dunque Giuliana Cohen nel 1938 frequentava l'ultimo anno del liceo classico, la seconda liceo, e adesso mi dicono che non si chiama non importa, e viene scommessa che viene cacciato come tutti gli altri. Quindi l'anno successivo, 1939, va a fare la maturità da privatista, perché potevano fare la maturità, non potevano fare l'esame di maturità, quindi torna verso la Chiesa, che era Marco Polo di Venezia, dove lo fanno e torna a trovare i compagni di classe degli anni precedenti e ci sono i tavoli, i banchi disposti per l'esame di maturità e lei si siede a caso tra quelli che il Presidente della Commissione le dice che non poteva stare lì, che doveva sedersi su alcuni banchi, non erano su alcuni banchi che erano discostati. E dice no, lei si deve sedere, lei prendesi sì. A quel punto un compagno di classe si alza in piedi. Questo ragazzo era figlio di un ufficiale italiano all'università. E quindi questo ragazzo si alza e chiede ma perché quei candidati sono stati messi da parte? E quindi la commissione dice perché sono privatisti. E questo ragazzo dice sì, certo, perché io sono privatista. Ma non sono lì perché sono privatisti, sono lì perché sono privatisti. D'altra parte, come vedete, neanche io sono là. E questo ragazzo qui si va a sedere. Scusate, io mi commuovo sempre. A quel punto, tutta la classe si alza in piedi, piglia i banchi delle compagne e li segnala e riforma la classe con questa scena pazzesca da attimi fuggenti. Questa storia Giuliana Cohen l'ha raccontata in un libro di memorie che è stato pubblicato negli anni 80, si intitolava R come Roberta, e non faceva il nome di questo ragazzo. Ed è una storia talmente inverosimile che io sono andato a intervistare e dicevo che sono andato a intervistare la mia anziana, viveva a Lugano perché si era salvato. Erano nati in Svizzera durante la guerra, durante l'Olocausto. E io ho chiesto, no? Mi ha raccontato, ma sì,
avere successo. Come si chiama? Si chiama Nico Scott. E quindi sono tornato con questo nome. E oggi mi sono messo a cercare questo ragazzo, ma non si trovava, è quel nome che non esiste più in Italia, cercando su. Allora era ancora possibile, allora era possibile fare dei ricerche su dei online, non si trovava. Non sapeva, era sparito, non c'erano notizie su di lui. L'unica cosa che si sapeva da internet è che nel 1946 era diventato direttore del giornale Uomo Qualunque a Venezia. Nel 1946 aveva un sacco di voti, poi e così, era inghiottito dalla storia. E io ogni tanto scrivevo su Facebook, social, scrivevo della Roberta Di Camerino, la maturità del coach, che poi in anno, con qualche anno, mi scrivono, ma io non conoscevo, stavano a Gallarate. E il Nico Scrocani era sposato con una bellissima donna veneziana, poi è morto e questa è e io pensavo che così si chiamava Vianello, che è un nome che invece si chiamava La Scarpa, che è il secondo nome. È impossibile da trovare, ma qualche anno fa, 10 anni dopo, sempre sui social si fa vivo un signore, Andrea Facci, che vive a Monza e dice io sono nipote. E quindi mi ha raccontato tutta la storia. E quindi dopo 10 anni sono riuscito a chiudere il cerchio, no? E a chiudere la storia dell'esame di maturità e di Roberto Di Camerino e del ragazzo che ha avuto il coraggio di alzarsi e di opporsi alle generazioni. E questo è stato, ovviamente uno dovrebbe pensare a una figura al di sopra delle vite, no? E quindi si era laureato, no, prima di laurearsi in giurisprudenza, dopo la guerra era andato in Russia con ufficiale di cavalleria, assolutamente di cavalleria, e quindi poi aveva fatto la ritirata di Russia. E poi aveva fatto pratica legale a Venezia e poi si era sposato ed era andato a vivere l'agente di commercio. Il nipote mi ha raccontato che lui non aveva mai parlato di questa storia. E d'altra parte non parlava neanche della sua vita passato. E l'unica cosa che aveva raccontato della campagna di Russia è che c'erano gatti selvatici. E questi gatti selvatici di notte si avvicinavano all'accampamento per cercare cibo. Ora voi pensate se i gatti selvatici devono essere la cosa più pericolosa che i soldati italiani trovano in Russia, no? No, ma questo per dire il suo understatement, no? Raccontava del sé, era un fervente monarchico, infatti poi dopo l'8 settembre del 43 diventa partigiano monarchico e per tutta la sua vita rimarrà legato alla monarchia e tutti gli anni andava a Cascais in Portogallo, era in esilio, Umberto II di Savoia, infatti poi si sente male, si muore, poi viene rimpatriato e molto si trasferisce, torna a vivere con la sorella. Ecco, io non l'ho conosciuta, poi la vedo perché era morta da quando sono entrato in contatto con il suo nipote, era morta da un paio d'anni, peccato, era ancora viva e però insomma è stato bello chiudere questo cerchio e anche poi
far conoscere la figlia di Giuliano Cohen, che si chiama Roberta Di Camerino. Ed è sempre un problema perché sono tutte queste Roberte, no? Il Matteo, Giuliano e poi mi ha chiamato Roberta, la figlia che Roberta. E quindi ho fatto conoscere poi Roberta Di Camerino con il nipote di Nico Stroccani, che raccontava che mentre a casa dicono allora magari questa storia c'è la mamma che ha raccontano spesso davvero una storia eccezionale, una storia tutta la vita poi chiudo di Roberto Di Camerino è stata sopra le righe. Pensate che quando stava fuggendo in Svizzera insieme al bambino Ugo Camerino, Conino, questo bambino in braccio, arrivati a ridosso del reticolato della rete che intera l'Italia dalla Svizzera, si sente gridare fermi da un soldato di divisa tedesca, però era un italiano, soldato, e che la ferma è punta addosso lei, il bambino, perché andavano separati, almeno uno si salvava, marito e moglie, non passavano insieme. E così si dimezzavano i rischi di essere tutti e due presi dai tedeschi o dai fascisti. E questo soldato appunto alla ferma, e in quel momento il bambino si mette a piangere e per la prima volta non aveva mai pronunciato la parola papà, ma il bambino si gira, vede questo soldato e il soldato abbassa il mitra e invece di sparare dice buona fortuna. E quindi questo punto per sottolineare non è stata una vita. E bene, io inizio qui e se volete una cosa, sarà un piacere rispondere. Prego. Buonasera, sono Arianna Ceschini, giornalista del quotidiano online e la ringrazio per questa carrellata. Oltre al Camerino, ce ne sono altre a cui lei si è affezionato. Questa è la prima domanda che volevo fare. E la seconda, sulla base dei suoi studi, secondo lei perché molte vicende femminili hanno fatto fatica ad emergere nel solo adesso c'è un rinnovato interesse verso queste vicende? Grazie. Grazie. Comunque, partiamo dalla fine perché erano quindi delle donne avevano un ruolo marginale di marginale musulmano e quindi Anche perché la narrazione era maschile. sì, certo, la narrazione era maschile, sono gli uomini. Ma c'era anche una volontà, no? Un'altra figura che io parlo nel libro, che è Margherita Sarfatti. Margherita Sarfatti io la chiamo la mamma del fascismo, perché ha avuto un ruolo, non era all'inizio che è conosciuta dall'amante Bregovic, non era solo l'amante Bregovic, è stata anche colei che ha, per esempio, stillato in Mussolini il mito dell'umanità, è stata quella che ha creato Lux, e ha scritto una biografia di Mussolini, e quindi davvero la marcia sull'uomo è stata preparata.
quindi la ha forgiato il ma era donna da cui per cui negli anni 30, quando poi Mussolini comincia a frequentare Chiaretto Petacci, la cancella la storia e proprio vieta al popolo d'Italia, allora giornale del partito fascista, di nominare la sintomatica. Ora, questo è un caso estremo, però è sintomatico che le donne non venivano prese in considerazione. Adesso se ne riparla per una serie di quali sarebbe dovuto fare l'elenco. Quello che mi interessa sottolineare, tutte volte ve lo chiedono, perché c'è un uomo scrivendo, oppure perché parlare di donne non sono donne? È strano, perché un uomo parla di donne? Beh, perché sono storie che vanno raccontate. A me piace raccontare storie, se sono belle storie, vanno raccontate a prescindere dal fatto che siano storie. E quindi a me piace raccontare belle storie. Punto. Dopodiché so benissimo che se non ci fosse stata, c'è così questa biografia di genere, cioè se fossero state donne che hanno cominciato a raccontare storie di donne, non sarebbe niente andati avanti, no? Perché serve per rompere il ghiaccio. Però io questa cosa di donne che scrivono di donne, ebrei che scrivono di ebrei, veneziani che scrivono di Venezia, non sto dicendo cose a caso, i veneziani non sono nulla da sto dicendo, ma è cosa aberrante se ci pensate, no? Ecco, io queste cose qui cerco di contrastare. Secondo me bisogna raccontare quello che vale la pena che sia raccontato a prescindere da chi. Altre figure affascinanti, io sono molto affascinato dal Settecento, perché era un secolo molto divertente. Adesso sto scrivendo una storia di Casanova, adesso si legge tutti loro. Una delle figure settecentesche che mi ricordo è Caterina del Fincro, e Caterina del Fincro era davvero una donna potentissima del Settecento. Il suo salotto era il salotto più frequentato della città e nella prima parte del Settecento, dopo verrà sostituita da Isabella. E era moglie di Alberto, che era uno dei patrizi più potenti, ma che manca l'elezione ad oggi di una storia molto settecentesca di corna, di diffamazione, eccetera. Ma lei davvero era una potente, non è un ruolo, è una donna in qualche modo che sulla politica, anche se ancora una volta non dobbiamo pensare in termini contemporanei, non dobbiamo essere però riuscivano ad avere un ruolo, quindi lei, Caterina, riusciva ad avere un ruolo verso una persona. E poi perché c'è una bellissima storia con le cugine. Cecilia Zeltron, cugina di Caterina, della quale si sa poco, non si amavano le cugine, erano le donne. E questa Cecilia era una donna del Settecento, e era una donna comunque per parte di una mentalità, poi insomma eccetera, di che succede con un episodio che quando vengono visita a Venezia, i cosiddetti conti del nord, cioè il figlio di Caterina di Russia, lo Zarenich Paolo, con la moglie, al teatro di San Benedetto si fa la presentazione e vengono messi dentro il palco a teatro, no? Al tempo la cosiddetta bella gente non andava,
nobili borghesi andavano nei palchi. E questa Cecilia diventa il suo palco probabilmente a un prezzo particolarmente alto, tanto che, come ci aveva detto, scrivono, compare un biglietto che era e va alla patrona che vende il palco. Perché la patrona replica con un altro, a sua volta con un altro biglietto, scrivendo la trona, la donna, scusate, la trona, la nonna, la donna. Ci sono altre domande? Curiosità? Sì, io, se non c'è qualcuno che vuole intervenire. Sì, avrei una curiosità. Queste donne che lei ha descritto erano figlie uniche o avevano dei fratelli maschi anche? La mia curiosità era per sapere se come figlie uniche, figlie di padri illuminati, come lei ha descritto, sono diventate famose per motivi diversi o se avevano anche magari dei fratelli che non hanno fatto la stessa fortuna. Ma su tutte non saprei rispondere. Era una cosa corretta scoprire dei fratelli. Accedono al patriziato, il fratello più giovane che era di molto piccoli e l'ultimo rampollo della famiglia, si stima con lui, come spesso succedeva, aveva dilapidato tutte le fortune di casa, che erano gentissime, erano ricchissime. Scoppia, non so dove è uscito e poi l'ultimo altro è stato vendersi un po' da solo. E la tomba che era prezza era al santo e a un certo punto il fratello la lista vende tutte le statue e salvo una che è la statua che era venuta la figura era una Grezia che quella non la vende tutto il resto e questa statua poi viene presa da Caterina del Figlio a quest'altra figura che la donano oggi ai piedi della scalinata del uomo c'è questa statua che stava sulla tomba che il fratello non mi vengono in mente altre non mi vengono in mente altre non so se la camminata fosse figlia unica sinceramente non mi viene in mente sicuramente è un prezzo forse anche altro però insomma non lo so Ok. Fatti bravo Volevo chiederlo, ma ho lasciato. Pensate che non può essere processata e il reato di bigamia non esiste. Cioè c'è e quindi esiste il reato di bigamia, ma non quello di bigamia non è mica sul processo perché era oltre la sua vita. Sì. Ringraziamo ancora il dottor Alessandro Marzomani per questo bellissimo excursus dove alcune tra le figure sono state citate, dove altre potete trovare nessuno, trovare veramente la pena. No? E per riassumere tutto insieme un po' come la storia di una molto umana e forse poco risolta. E si vedrà all'interno, ci sono anche molto amate che si capisce molto però alla fine sempre è abbastanza sconfinante, mai sufficientemente, diciamo così, di cui la storia è stata ricordata. Grazie ancora e un altro applauso. Adesso ci spostiamo per chi desidera in un altro incontro culturale e gastronomico sempre legato al periodo delle
e sarà sempre tema di incontro il soggetto principale la donna, solamente per i social, nei prossimi, sempre in questo orario. Grazie ancora.